E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina incredibilmente nei siti dei cosiddetti grandi giornali si affaccia la notizia che forse sta succedendo qualcosina di non totalmente irrilevante in Iran, ovviamente sempre sotto l'oroscopo e la cronaca della giornata calcistica, ma si incominciano a intravedere dei titoli nelle home page, sulle prime pagine dei giornaloni di oggi zero, nei dibattiti dei talk sotto zero, insomma in quello che è il dibattito giornalistico mainstream fino a stamattina l'Iran era, benché andasse, una nota a margine. Perché questo? Perché in Iran sta succedendo qualcosa in realtà di lievemente clamoroso, cioè una rivolta di piazza ormai incontenibile che ha saldato vari segmenti della società iraniana, dai commercianti piagati dalla crisi economica, dagli studenti che non ne possono più di questo inferno coranico in cui sono obbligati a vivere, le donne a maggior ragione, gli oppositori politici, i cittadini che non ne possono più della teocrazia totalitaria iraniana. Si stanno prendendo le piazze delle città. A Teheran c'è una folla oceanica, sono stati assaliti dei mezzi militari dei Pasdaran, a cui è stato anche dato fuoco. Alcune città in zone anche del paese dove tradizionalmente non attecchiva la protesta sono di fatto in mano agli insorti. Insomma, si è in mezzo, l'esito non è ovviamente ancora sicuro, è sulle ginocchia di Zeus, speriamo non di Allah, diciamo, ma è in moto qualcosa di analogo a un 1989 islamico, no? Cioè quel momento spartiacque della storia che buttò giù il muro di Berlino e la fece finita col comunismo sovietico, perché non era mai successo in Iran che si saldasse, diciamo, la protesta democratica, la protesta in nome dei diritti, delle libertà calpestate da decenni dagli ayatollah, alla rivolta economica. Non era mai successo dalla caduta dello Shah che il Gran Bazar di Teheran chiudesse. Cioè sta vacillando uno dei regimi più liberticidi, assassini orrendi del pianeta. Eppure, cioè, voi pensate se ci fossero delle proteste di piazza così diffuse in Israele? Ma ovviamente sarebbe l'apertura di tutti i giornali e i siti, la rivolta contro Netanyahu. E lì parliamo di una democrazia, no? L'unica del Medio Oriente, per inciso, dove rientra per fortuna nella fisiologia della convivenza civile che ci siano proteste. Qua stiamo parlando di una tirannia che sta vacillando e di un potenziale game changer di tutto il Medio Oriente, perché se cade il regime teocratico islamista degli ayatollah, cambia la mappa del Medio Oriente, quindi del mondo. Non solo cade, diciamo, la testa della piovra terrorista, no? Dopo che molte braccia sono state mozzate o messe in condizione di non nuocere da Hamas, gli Hezbollah hanno avuto dei colpi durissimi, gli Houthi sono stati combattuti, tutto questo da Israele o Stati Uniti, non pensate l'Europa abbia giocato un ruolo minimo, ma quella è la testa della piovra. Ma anche oltre questo asse del terrore che il regime sciita ha costruito, cambierebbe proprio, ci sarebbe una iniezione di libertà in una nazione enorme da un punto di vista geografico, importantissimo da un punto di vista storico, che rimanda alla grande civiltà persiana. Insomma, veramente un momento storico che si sta affacciando forse ora a avere la dignità di notizia tra le tante, no, nello scorrimento quotidiano. Perché tutto questo? Perché loro signori, se dessero il dovuto risalto alla rivolta iraniana, dovrebbero ammettere di aver sempre avuto torto, perché dal 1979 che l'intelligenza di sinistra, no, da Sartre a Foucault, allora adesso vabbè Francesca Albanese, ci scusiamo con Sartre e Foucault che comunque qualcosa da dire anche se di orrendo l'avevano, c'è stata una involuzione, diciamo, dell'intelligenza, ma dal 79 l'intelligenza ha visto l'Iran come il luogo di diciamo rivolta contro l'infetta civiltà occidentale, contro il colonialismo, come INI venne applaudito da tutta l'intelligenza, no? Quando scese dall'aereo a Teheran per costruire il regime, ed è sempre stata
diventato l'Iran degli ayatollah il vessillo di tutti i terzomondisti, di tutti gli anti-americani, di tutti gli anti-occidentali di ogni latitudine, ovviamente spesso al caldo delle libertà garantite dall'Occidente. Non ve ne parlano perché avevano e hanno torto. Quello in Iran è un orrendo regime, per fortuna sta vacillando, speriamo tutti, almeno tutti gli uomini davvero liberi, che cada, ma vi aspetto con noi perché anche di questo parleremo nella nostra